proprio che i giocatori serbi, no Fulvio, che a volte sono quelli che possono... Di solito sono i giocatori che cercano di calmare gli animi, andando magari sotto, cercando appunto di... Però in questo caso vedo che sono contestati anche loro, sono contestati, abbiamo detto prima, abbiamo dato la notizia che è stato addirittura colpito il portiere, sì. Per cui c'è un clima veramente... Io non so, poi ripeto, se Capaldi ci sta... Sì, a proposito di questa indiscrezione che avete giustamente riportato, io sono andato a parlare proprio con Vladimir Petrovic, ho detto scusi come mai il portiere non è in campo, ha detto Sik sta male, sì, questa è la sua versione. E allora è successo quello che dicevamo? Attenzione perché le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. Stanno dando fuoco a delle bandiere, a dei vessilli. Stanno dando fuoco anche alla rete di protezione. La situazione è pericolosa, le squadre tornano negli spogliatoi. Questi tifosi però sono stati lasciati tranquillamente agire, inneggiare, per modo di dire, anzi invitare a quanto sta accadendo senza che nessuno intervenisse. Se non intervengono le forze dell'ordine, qui non si può giocare. Questa è la situazione in questo momento. Questo tifoso è il grande protagonista di Italia-Serbia e non si può farlo agire impunemente ancora a lungo. Quello che sta accadendo è gravissimo a livello internazionale. Io non ho memoria quello che di cercano episodi la del genere. No, episodi l'ho ricordato io poco fa, quello di Trieste molto grave al Nereo Rocco nel settembre del 2002, contraffattoni in panchina, l'Italia contro la Slovenia, gravissimi incidenti anche lì, i tifosi azzurri, i tifosi italiani vennero provocati da un gruppo agguerritissimo di sostenitori sloveni, ci furono anche dei feriti in modo leggero per fortuna, ma qui dal mio punto di vista, parlo per mia esperienza e adesso sentiamo anche Beppe Dossena, la situazione è più grave, si sta cercando, Marco, da quello che sappiamo, da quello che apprendiamo, ecco la polizia, una soluzione drastica, qui, ascolta. ecco la polizia, silenzio. Una soluzione drastica, vorrebbero allontanare, accompagnare questi, definiamoli, tifosi fuori dallo stadio. Allora abbiamo qui nella tribuna proprio sotto di noi uno schieramento imponente, adesso stanno entrando in campo i poliziotti con i caschi azzurri, sì. Quello che doveva succedere sta per accadere. Ecco i poliziotti che stanno entrando in campo, applauditi da tutti i tifosi italiani, tra l'altro ci sono anche un migliaio di ragazzini delle scolaresche di Genova invitati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono in assetto di sommossa, antisommossa. Attenzione. Sì, però lì non entrano. Lì non entrano, fronteggiano. Da lì possono solo fronteggiare. È chiaro che se la polizia dovesse entrare succederebbe veramente una guerriglia, perché è quello che vogliono e continuano a lanciare veramente razzi. Si fanno i filmini, si fanno le fotografie. Ripeto, la federazione aveva invitato 1000 ragazzini delle scuole di Genova perché si dice riportiamo il calcio in casa ai bambini, alle famiglie, e certo questa è la maniera peggiore. Vorrebbero scoraggiarli, dissuaderli, Marco, ma non ci riescono. Non ci pensano. Vogliono proprio fronteggiare. Le forze dell'ordine hanno un atteggiamento di sfida davvero indisponente, stanno provocando in tutti i modi, vorrebbero davvero che i poliziotti ecco salissero sulle gradinate. E l'assurdo era che una partita della nazionale che è sempre assolutamente una festa, era una festa che dedicava alla nazionale. Che sta chiedendo spiegazioni. Che sta succedendo, altri bambini, Vincenzo Belli ce li fa vedere, perché davvero nella giornata di oggi abbiamo visto tante famiglie e tanti bambini riavvicinarsi al pallone, un po' la preghiera che noi facciamo quotidianamente quando succede qualcosa. Sentiamo Aurelio Capaldi, sì, Aurelio, Marco, a bordo campo, perché sei proprio a contatto con la gradinata nord. Sì, ho appena parlato con Steve McLean, il quarto uomo, ha detto now it's up to the police, è soltanto una faccenda che riguarda la polizia, quindi per il momento tutto bloccato, anche dall'UEFA aspettano. Aurelio Capaldi ovviamente può aggiornarci in qualsiasi momento, ovviamente si stanno muovendo anche Amedeo Goria, Luca De Capitani, gli altri nostri inviati qua, noi siamo fermi nelle nostre postazioni, la postazione cronaca di Bruno Gentile e Beppe Dossena, mi trovo con Fulvio Collovati, è un autentico show quello di questo facinoroso che continua a fare ciò che vuole, ma prima o poi qualcuno lo fermerà. Sentiamo Dossena, la sua esperienza, mai viste cose del genere? La polizia se non interviene qui la partita non la vede nessuno.
Io intanto vorrei anche passare le 24 ore, voglio capire poi la UEFA che provvedimenti prenderà, perché qui parliamo sempre di stadi, che noi siamo anche arretrati, tutto quanto, ma di fronte a queste cose voglio vedere che provvedimenti si potrebbe prendono. anche la partita, la vittoria a tavolino, ma qualcosa di duro. Qui non ci sono dubbi, no, sono loro, assolutamente, sono ma qui... non tutti i tifosi serbi, sono 2000, specifichiamo perché dobbiamo essere corretti nell'informazione, sono 2000. La maggior parte è correttissima, si sta comportando bene. Questi facinorosi non sono più di 80-100. Ma noi non prendiamo un'occasione, qui aspettiamo ancora un po', ma fra un quarto d'ora la UEFA deve prendere una decisione. Partita sospesa, partita persa, e questa gente, purtroppo è la nazionale che ci rimette, ma questa gente non deve più andare in giro per l'Europa. Comunque è molto probabile, anzi direi certo, che molti dei protagonisti di questi incidenti qui siano gli stessi che 3 giorni fa hanno messo a ferro e fuoco Belgrado, tifosi della Stella Rossa e del Partizan uniti, messo a ferro e fuoco Belgrado per protestare, e sono arrivati a molto peggio, contro il Gay Pride. Come vedete hanno anche imparato molte parole italiane, non solo a parlarne ma anche a scriverle, quelle che loro ritengono fondamentali. Certo. La situazione è in stand-by, polizia Marco, che controlla e tifosi lì. Prego. Farei una comunicazione di servizio a Aurelio Capaldi di entrare in contatto con qualche responsabile per fornirci ulteriori e più precise informazioni. Sentiamo Aurelio. Sì, infatti stiamo cercando qualcuno, ma in questi attimi ovviamente sono tutti molto presi dal lavoro che c'è da fare.